Si alza per la prima volta in questo 2022 il Mose e in 30 minuti Venezia è salva dall'acqua alta. Così, per la gioia dei veneziani e il sospiro di sollievo dei commercianti della piazza, anche l'area marciana è rimasta all'asciutto. Ringraziamo tutti, ringraziamo noi commercianti della piazza, soprattutto da parte della Procuratie Vecchie, ringraziamo noi cittadini veneziani perché ovviamente 1,18 m come erano le previsioni avrebbe inondato una gran parte della città. In piazza San Marco si è svolta senza problemi la cerimonia dell'alzabandiera per la festa del 4 novembre delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. L'inno di Mameli è stato eseguito dalla banda della polizia locale. L'alta marea alle ore 8:40 si è fermata a una punta massima di 113 cm misurati in piattaforma e una quarta di 120 alla bocca di porto del Lido. Senza il sollevamento del Mose, a queste quote sarebbe andato sotto in modo pesante circa il 15% del centro storico. Domani, intorno alle 9, è prevista una nuova quota massima di 100 cm, ma questa volta il Mose non dovrebbe essere messo in funzione. Saranno perciò posizionate, per la prima volta in assoluto, le barriere mobili a protezione della Basilica di San Marco. Oggi si è deciso di procedere al sollevamento delle paratoie nel momento in cui stanotte la marea era a 118 cm, ma il vento di scirocco non fermava la sua corsa fino a 71 km/h. Le paratoie sono state sollevate intorno alle 5 e rimaste in funzione fino a mezzogiorno circa, quando i canali sono tornati liberi alla navigazione.